quasi dimenticate le guide alpine. Montagna viene l'invocazione d'aiuto. Bello o brutto che sia, eccole generosamente alla vita. Giovanni Demez s'è ferito in una spedizione di soccorso. Laggiù, una scarica di sassi. Vita difficile la nostra. Tu vuoi fare questo mestiere? Pensaci bene. Dopo è troppo tardi. Ma Battista non ha paura. Auguri allora, dice Giovanni. Ripensa a Tony, suo figlio, la più giovane guida della valle. Giusto un anno prima era corso in suo aiuto e l'aveva trovato così, ucciso dalla tormenta. Battista fa l'esame da guida. È già salito un bel pezzo sulla parete. Quanto correrà per arrivare in vetta? 4? 5 ore? È deciso a spuntarla. Va tranquillo, gli grida Ottavio, stringendo la corda in pugno. Il respiro fondo di Battista gli dice quanto sia duro passare. Don Martino, celebre guida alpina, ha pregato nella chiesetta del passo. Li hanno scorti sullo spigolo. Sono verso la cima. Li vedono salire lungo quella lama affilata. Se cadessero, pensa la ragazza e rabbrividisce. Anche Ottavio ha raggiunto la cengia. Scompaiono sull'altro versante. La ragazza scende al rifugio. Don Martino sale coi suoi clienti. Battista e Ottavio sono ancora là, soli, sulla parete. Ma stanno ormai sotto la cima. Eccola. Battista vi arriva d'un tratto. Ha vinto. È guida alpina, come il padre, come il nonno. Così la ragazza è il primo cliente di Battista. È un grande giorno per entrambi. Terrà la sua vita in pugno, pensa Battista, ma si sente assolutamente tranquillo. La gente può affidarsi a lui. È forte, coraggioso, ma anche sensibile, prudente. È un uomo. Saliremo di là, dice Battista. Impossibile, pensa la ragazza. Vorrebbe ritornare al rifugio, riprendere il sonno interrotto, chiacchierare con gli amici. Invece non c'è più nulla da fare. Sono legati alla stessa corda, hanno un solo destino.
Avanti! Le grida Battista. Quel piede a sinistra e la mano in alto a destra, dove c'è quell'appiglio. Sì, quello. Non ce la faccio, risponde la ragazza. Non trovo nulla. A 10-20 metri per volta sono giunti in vetta. Quasi non se ne sono accorti. Ora sembra che la terra non esista più. C'è solo il vento, il cielo, il sole. La ragazza fissa la guida che l'ha portata fin lassù senza pericolo. Grazie, pensa. Battista guarda le sue montagne come un re. Nella luce della sera tornano tra la gente, ma sono diversi dalla mattina. Divertita? Ma essa non dire altro che mi sono spellata un poco le mani. Anche Battista ha qualcuno. Non è rimasto. I suoi bambini. Non svegliarli, Battista. Lasciali sognare ancora. Sei papà.